Top Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale. Buongiorno Alessandra, te la linea. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Gianna Nannini, il pezzo grandioso della Giornata Nazionale è martedì 17 marzo. Questa è Pop Economia Rumore, io sono Alessandra Mori e apriamo un altro capitolo della nostra economia reale, della vita vera. Cominciamo con questo pezzo che è proprio una bomba di energia, così lo ha definito Gianna, ce lo dedichiamo oggi proprio a noi, che siamo così a corto, anzi a cortissimo di energia, mentre, cari amiche e amici di Radio Libertà, tutti intorno gira vorticosamente e la pazzia si chiama Hormuz. Pensate, un corridoio piccolo piccolo, angusto, sia in termini geografici che militari, che basta ad intasarlo non delle mine, non dei droni, ma semplicemente una piccola barca, un motoscafo, e pensate, è pur così piccolo, ma noi dipendiamo proprio da Hormuz, da questo corridoio, perché da qui passa una gran quota delle esportazioni ed è rotta strategica per il commercio energetico mondiale, globale. Mentre, perché c'è sempre un mentre, non so se è un bene o un male a questo punto, se ci salva o no, la pompa di benzina, avete fatto il pieno? Siete andati alla pompa di benzina? Perché lì, ecco, lì proprio c'è da tremare, lì tremiamo, lì abbiamo panico e poi corre come corre la bolletta, credo proprio per tutti, dell'elettricità. L'Istat proprio stamane ha visto a ribasso le stime di febbraio ed è incertezza, panico da conti. Nunzio Lella, presidente dell'AIEF, l'unica associazione davvero registrata, l'unica di educatori finanziari, associazione italiana di educatori finanziari. Ben ritrovato, buon pomeriggio, sei in linea? Buon pomeriggio a te Alessandra e a tutti gli ascoltatori, buonasera a tutti. Buonasera a te. Tu hai paura di andare alla pompa di benzina? Stai avendo paura in questi giorni e come stai governando i tuoi conti? Allora, intanto grazie per l'invito come sempre Alessandra, mi dai la possibilità di condividere pensieri e di portare qualche piccolo consiglio qualora possa essere gradito e soprattutto utile. Sì, ho paura anche io, è un momento particolare, ma più che paura è un momento di grande personalmente attenzione nelle scelte quotidiane e nelle attività che vengono fatte. Speriamo, incrociamo le dita come si suol dire, che la situazione si risolva e cerchiamo di affrontarla questa calamità, io la chiamo vera e propria calamità, con il giusto atteggiamento, cercando di non farci prendere dal panico in maniera più eccessiva, più di quella che è il dato di fatto, e di trovare delle piccole soluzioni, delle piccole strategie, sia dal punto di vista personale, emotivo, che dal punto di vista, diciamo così, di scelte consapevoli per poter attutire il colpo i danni che questo grande problema e questa grande crisi energetica sta portando a tutti noi italiani. Ecco, tu hai detto il giusto atteggiamento e qui scatta il domandone, no? Semplice ma difficile al contempo. Qual è il giusto atteggiamento? Perché noi tutti, credo, nessuno escluso, sbagliamo quotidianamente quando andiamo al supermercato, quando andiamo a acquistare un vestito, quando dobbiamo pagare la bolletta, che dobbiamo comunque pagare altrimenti ci sono le penalità. Qual è questo giusto atteggiamento, Nunzio? Perché io sinceramente non l'ho capito. Allora, io parto da un dato di fatto, che tutto ciò che nasce, che provoca paura dentro di noi, la paura è un istinto, forse è l'emozione primaria, l'istinto che ha permesso alla nostra specie di sopravvivere, andare avanti ed arrivare sino ad oggi, di diventare quello che siamo diventati. E la paura come la possiamo combattere, affrontare, gestire? Possiamo usare tanti verbi. Uno in primis con la conoscenza.
Quindi con il dato di fatto e la conoscenza, perché nel momento in cui conosci qualcosa il tuo corpo riduce un po' lo stress ed eviti di fare azioni impulsive e soprattutto di sovraccaricarti di tensioni. E poi se vuoi entriamo un po' nei meandri un po' di che cosa intendo per conoscenza. Credo sia Il importante. secondo aspetto legato appunto alla conoscenza, al dato di fatto, è pensare che i nostri nonni, i nostri genitori e noi stessi abbiamo già affrontato dei momenti veramente difficili. Se guardiamo gli ultimi 50-60 anni, ci sono stati momenti veramente complicati, partendo dalla guerra del Golfo ad arrivare sino ai problemi Lehman Brothers, ma soprattutto per crisi energetica, il Covid, quello che è successo nel momento in cui abbiamo avuto un crollo incredibile, la guerra russo-ucraina, cioè Dal ci sono tuo stati polso tantissimi dell'AES, momenti. scusami se ti interrompo, dal tuo polso Sì. dell'AES, Associazione degli educatori finanziari, cosa fa più paura in questo momento? Perché il Covid ci ha fatto tanta paura e soprattutto ci ha inibito per tante situazioni. Cosa fa più paura? Il Covid di ieri o lo shock energetico, perché il mainstream tutto titola in questo modo? L'incertezza, scusami, l'incertezza, cioè non avere, uno non poter padroneggiare, quindi non avere nelle proprie mani la possibilità di essere, come dire, delle foglie al vento, e questo crea una grande incertezza, non sapere se dura un mese, un anno, 2 anni, 5 anni, e questa incertezza quanto possa andare ad incidere nelle nostre tasche, quindi ai nostri risparmi, al ménage familiare, alla quotidianità delle nostre spese. Questa incertezza è quella che crea più tensione, è quella che crea questa paura reale che tutti noi italiani stiamo vivendo e stiamo affrontando in questo momento. Questa incertezza crea questo grande cosa caos dobbiamo fare? emotivo. Come dobbiamo comportarci sul risparmio? Perché noi tutti cerchiamo di risparmiare. Dacci qualche consiglio pratico. Allora, noi come educatori finanziari stiamo facendo tantissime attività e ci allineiamo un po' da un punto di vista come consiglio, ci allineiamo alla gestione del buon pater familias o mater familias, quello che avrebbero fatto, fammi usare un termine un po' simpatico, i nostri nonni, e dando un po' di consigli base che potrebbero essere semplici, allo stesso tempo banali, ma profondi, di grande importanza, perché probabilmente mettiamoli tutti sul piatto questi consigli, sentiamo. Per esempio, 2 gradi di riscaldamento in meno in casa, non muore nessuno, non si ammala nessuno, ma il beneficio sulla bolletta è enorme, perché siamo tutti abituati ormai, uffici, locali e abitazioni, ad avere una temperatura che tra l'altro da molti medici è addirittura sconsigliata. Punto numero 2, qualora possibile, perché per alcuni non è proprio possibile, utilizzare mezzi alternativi oppure iniziare a fare una bella passeggiata, perché c'è gente che accompagna figli facendo 600-700 metri, 1 chilometro a piedi, scusami, con la macchina, decongestionando il traffico e soprattutto consumando benzina, che in questo momento è una spesa che diventa eccessiva, quindi ridurre i consumi da questo punto di vista. Utilizzo intelligente, attento degli elettrodomestici, per esempio, utilizzare gli elettrodomestici in momenti in cui va ad intaccare in maniera più light. Ecco, ma noi italiani siamo un po' produttori di risparmiatori o no? Noi siamo i numeri, tra noi e il Giappone siamo i numeri 1 al mondo, noi siamo il popolo col più grande livello di risparmiatori, non investitori, siamo i migliori risparmiatori, e c'è una sottile ma enorme differenza tra mettere da parte del denaro e mettere da parte di investirlo e farlo fruttare. E provo a scommettere che non siamo investitori perché forse abbiamo paura? Abbiamo paura, ma ci manca la fiducia e soprattutto non c'è una cultura di educazione finanziaria che parta dalle basi, quindi dalla scuola fino alle attività, fino al mondo professionale, che inculchi ed educhi il cittadino a diventare un cittadino consapevole, il cui denaro non debba essere tenuto fermo su un conto corrente, per capirci, o su un libretto per capirci, ma debba essere investito nel medio-lungo periodo, perché sicuramente porta risultati totalmente diversi, come
la cultura dell'investitore, del risparmiatore che investe in maniera attenta, prudente o con un pizzico di rischio, perché il rischio nell'accezione quotidiana mette paura, nell'accezione economica il rischio è parte integrante dell'aspetto della finanza, quindi Diciamo nel che è la medio-lungo vita della periodo, finanza. Ecco, sì, in alla questi base, momenti, scusami se ti interrompo, in questi momenti di grande crisi, no? Crisi proprio un po' di identità, perché noi ci troviamo tutti scombussolati, come davvero sull'otto volante. In questo momento possiamo cogliere l'opportunità di informarci di più, di essere più educati, tra virgolette, no? Finanziariamente. È un momento buono questo per tirarci dentro un po' dello studio che forse inconsapevolmente non abbiamo fatto prima? assolutamente, Alessandra. Questa è l'occasione, è un po' quando scappano i buoi, i cavalli e tu chiudi il recinto. Nel momento in cui affrontiamo le grandi difficoltà economiche, ci rendiamo conto in maniera lampante, palese, forte dell'importanza del sapere. Torno a quello che dicevo prima. La conoscenza dissolve come neve al sole la paura e le emozioni. Chiaro, ho usato una metafora molto forte, di sicuro aiuta e supporta. E l'educazione finanziaria è fondamentale perché uno degli aspetti dell'educazione finanziaria in un ménage familiare è per esempio il fondo emergenza, tenere da parte qualche migliaio di euro per poter gestire questi momenti veramente difficili che sono ciclici, arrivano, ritornano e possano, come dire, questo fondo possa alleviare la tensione emotiva di andare ad intaccare le spese quotidiane. Due, per esempio, aspetto fondamentale. Io penso che tantissimi italiani, e faccio mea culpa, me in primis, apriamo la bolletta e ci rendiamo conto di quanto veramente spendiamo in questi momenti. Ieri Ma non mi parlare di bollette, caro Nunzio, perché io sono la prima che è in croce, ma penso la prima di una lunga fila, perché qui stiamo diventando un paese in bolletta. Credo che le bollette siano il problema, il dramma di questo periodo, no? Storico. Tra l'altro sono le più care d'Italia, io lo dico sempre, ci batto sempre ogni martedì, ma soluzione non c'è. Per esempio per valutare le proposte, perché ne arrivano tante di telefonate, anche scomode, soprattutto scomode, sconvenienti, proposte. Come possiamo noi consapevolmente valutare le proposte? Allora, io il consiglio che do, utilizzo la strategia che viene utilizzata nelle grandi gestioni, quando i grandi investitori valutano le proposte. Dico grandi investitori perché è una strategia che di solito viene attuata nell'SPA, che si può tranquillamente tradurre e traslare nella quotidianità. Prenderne tre. Non una, non due né tre, prendere tre proposte, prendere tre gestori e valutarle tutte e tre, perché di sicuro con un ventaglio un po' più ampio di proposte, non la prima, perché la prima potrebbe essere dettata da un'azione compulsiva, cambio subito, però probabilmente all'interno ci può essere una clausola che ti dice che quel ribasso è solo per 2 mesi e poi ritorna come la vecchia, anzi di più. Prendere tre proposte, prendersi un po' di tempo, leggerle attentamente e confrontare e poter capire e valutare se c'è una reale opportunità, perché ci sono sicuramente delle reali opportunità in questo momento per ridurre le spese energetiche e quindi la bolletta. Ecco, come mi parli di bollette mi viene lo starnuto, sono un po' raffreddata, ma mi viene proprio automatico perché sono allergica, come penso tutti noi. L'inflazione, Nunzio, avrai visto i dati stamani, ha rialzato la testa e i rincari, soprattutto quelli del carrello della spesa, io qui ospito sempre le associazioni di maggiori, associazioni dei consumatori, sono reali. È chiaro, nel momento in cui il rischio attuale, si paventa il rischio maggiore crescente del calo produttivo, di pari passo l'inflazione inizia a salire. Perché? Perché come ben sappiamo sono indici che sono strettamente correlati, quindi dobbiamo in questo momento fare tutte queste attività di cui abbiamo parlato poc'anzi. Facci complimenti a te, Alessandra, perché grazie a questa attività di divulgazione dai messaggi, informazione, educazione, dai un abbraccio a tutti quanti noi, dando un po' di serenità e un po' di consigli, e sperare ci proviamo, ci proviamo. Alcune cose che sono più grandi di noi, e dopo che abbiamo fatto tutto questo, come abbiamo fatto in passato, gridando dai balconi, adesso ci scherzo un po', andrà tutto bene, in una metafora che si sposta da questa attività un po' così frivola, sperare e pregare che presto si risolva sia per il problema energetico,
sia e soprattutto, cara Alessandra, per tutto quello che sta succedendo, perché non si può pensare che nel 2026 continuino le guerre ad imperversare in giro per il mondo. È veramente un dolore emotivo al cuore di tutti quanti noi. Ecco, c'è un sondaggio oggi pubblicato da Alessandra Ghiseri, che spesso viene qui in trasmissione, mia ospite, in un momento in cui 2 italiani su 3, dice Alessandra Ghiseri, temono il conflitto globale e noi non riusciamo ad essere autonomi. Quindi 2 italiani su 3 lo temono questo conflitto globale, ma temono soprattutto che cosa può lo scombussolamento, proprio uso questo termine non a caso, che può esserci proprio nelle nostre tasche. E in questo clima depressivo un consiglio di una letturina, caro Nunzio, mi viene così, cosa possiamo leggere? Cosa consiglia ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che peraltro sono divoratrici di notizie di economia ed economia reale, per rilassarci un po', così? Allora, di libri di materia economica io in questo momento non li consiglierei, neanche di educazione finanziaria. Sebbene ci siano autori illustri, dalla Anna Maria Lusardi al professor Cervellati, ci sono veramente ad Edward Marx, che ha scritto un altro libro bellissimo. Io in questo momento mi inviterei le persone a leggere libri sulle soft skills, sul coaching, sul come affrontare e gestire le proprie emozioni. Per esempio mi viene in mente un libro di Stephen Covey sul 7 Habits of Highly Effective People, si chiama Le 7 regole del successo, che ti racconta un po' come affrontare e gestire le emozioni. Dei libri di Claudio Belotti, per esempio, sul coaching che funziona, su come cercare di conoscere meglio come le emozioni prendono possesso di noi e come le possiamo gestire. Dal punto di vista strategico, anzi tattico, quello che dicevo poc'anzi, prendere consapevolezza della situazione, fare attività concrete che possano ridurre le spese, come avrebbe fatto un qualsiasi, come è giusto che vada fatto in questo momento, parlarne a casa, raccontare al figlio che lo scaldino e basta, in bagno non si può mettere in questo momento, tocca avere un po' di freddo, perché non possiamo affrontare e spendere tutti questi soldi. Adesso esagero per rendere un po' più forte la metafora. Per rendere l'idea. E abbiamo una battuta bassa sulle 16:17 e altro dopo lo scaldino. Sì, e quindi l'utilizzo, come dicevo prima, di queste attività e prendersi del tempo per valutare e conoscere delle possibilità per tamponare, per gestire, per efficientare la spesa che tutti quanti abbiamo. E allora valutiamo, caro Nunzio, valutiamo insieme, io ti rinviterò perché è sempre molto importante il tuo contributo, ci rasserena anche un po' e cerchiamo di capire sempre di più e meglio. Ti ringrazio e ti auguro buon pomeriggio, a presto. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, ottime cose a tutti. Grazie. E allora è arrivato, dopo il momento delle rassicurazioni, il momento della verità. Aspettiamo Nino Sunseri, state con noi, sempre con Fenomenale, Stanotte io non vengo e resto a casa, che non ho voglia di uscire, ballo in mutanda e ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato alla Marena, quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via. E non è colpa tua né colpa mia, se quando ci vediamo siamo 2 animali, non ci si prende per le mani e la tua lingua taglia il cielo, per le mie gambe aeroplani. E dimmi com'è che non riesco più a stare sola, incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora che voglio solo per... Di nuovo a te la linea, Alessandra. Brividi, paura, perché è arrivato il momento della verità e meno male che c'è Nino Sunseri, verità e panorama. Caro Nino, come stai? Riannodiamo un po' il filo, come va? Ciao Alessandra, io bene, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Mi viene un po' paura, sai Nino? Prego.
No, dico, sono a tua disposizione, dimmi A mia disposizione, oh là là, e allora io non ne approfitto perché io ho tanta paura. Il titolo di oggi della Verità è un titolo, come nello stile di direttore Belpietro e di tutto il giornale, molto molto forte, e calza anche abbastanza per il momento, però è proprio un titolo che è contro tutto il mainstream. Una volta si diceva turiamoci il naso e votiamo DC, no? Famosissimo, grandissimo Indro Montanelli. Oggi dice la verità, turiamoci il naso, serve il gas russo. Vero Nino? Ci serve questo gas russo, cioè senza idrocarburi da Mosca noi rischiamo la recessione, come dice il tuo giornale. Cioè ti chiedo subito, è una scelta reale o una necessità politica? Ma insomma, diciamo che le due cose si mescolano, è una, sai, siamo sempre al discorso di tutte le altre volte, dipende da quando finisce questa guerra. Se questa guerra finisce rapidamente e tutto torna più o meno al suo posto e quindi i prezzi del petrolio si sgonfiano e anche quelli del gas, sarà stata una brutta avventura, ma poi finisce tutto. È chiaro che se invece, come purtroppo sembra accadere, questa guerra durerà tanto, oggi si è pure dimesso il capo dell'antiterrorismo. Sì, poco fa la notizia, esattamente, la volevo dare io, dicela tu, raccontacela tu. Sì, si è dimesso il capo dell'antiterrorismo USA, dicendo che non c'era nessuna ragione per cui che doveva portare gli Stati Uniti a impelagarsi in guerra. Cioè questa guerra non ci appartiene sostanzialmente, dice, quindi sbatte la porta e se ne va. Ma non è un segnale molto rassicurante questo Nino per Trump? Peraltro le cose non stanno andando in realtà come lui aveva preconizzato, no? Come aveva preventivato, cioè non una guerra lampo, ma la cosa si sta molto molto diciamo così allargando e soprattutto il tempo non è quello che lui aveva pensato che potesse essere. E allora come si fa? Cioè non sta andando come in Venezuela, per esempio. No, sta andando come in Venezuela sicuramente, ma purtroppo sta andando come era successo a Putin in Ucraina, cioè un'operazione nata nelle intenzioni perché i tuoi consiglieri ti dicono che in 4 e 4-8 la sbrighiamo, e quello che era successo in Venezuela confortava questo ottimismo, e quindi sei andato lì, gli israeliani ti hanno detto di bombardare, di intervenire nel momento in cui loro erano in condizioni di bombardare, colpire la guida suprema Khamenei. Si erano convinti che quindi azzerando il vertice, il resto del paese si sarebbe arreso, in realtà non è successo, e questo qui perché l'Iran non è il Venezuela, e quindi ha una storia. E quindi le cose si stanno prolungando. Si stanno prolungando e a questo punto non se ne vede la via di uscita. Peraltro Trump è veramente nero, stavolta è arrabbiatissimo con l'Europa, chiede una mano e l'Europa non gliela dà questa mano, lui cerca di aprire all'Europa e l'Europa dice no, cosa che lo fa infuriare, lo manda fuori di testa. Dicono così che sia molto frustrato dagli alleati e vuole riviare anche il viaggio in Cina. Ti torna Nino? Hai letto qualche rumore di questo tipo? Sì, no, certo, ho letto, so benissimo, ma d'altronde, cioè, figurati, se il capo dell'antiterrorismo americano si dimette dicendo questa guerra non ci appartiene, ma perché dovrebbe appartenere agli europei? Questa è una partita che si sono giocati, ma non adesso, anche quando c'è stato il primo intervento a giugno, si erano giocati israeliani e americani, e se la sbrighino purtroppo il problema è che il conto lo paghiamo tutti, e questo è
ripeto, l'unica speranza è che veramente adesso hanno ucciso il capo gli israeliani hanno ucciso. Sì, ci sono le ultime notizie e ci sono stati altre uccisioni dei vertici, no? Quindi comunque sì, però questa qui è veramente, cioè, il regime iraniano si sta dimostrando veramente un'idra a 7 teste, cioè tutte le volte che ne tagli una ne esce un'altra. Ecco. Ne esce un'altra. Che muoiono diventano e quelli che muoiono diventano martiri, per cui, come dire, eccitano le folle, e questo è l'aspetto sicuramente più preoccupante. Più preoccupante ancora. Per tornare alle cose di casa nostra, ma che poi non sono mai di casa nostra, perché qui il problema è globale. Ricordi martedì scorso, nella puntata effervescente che abbiamo fatto con Buddy Fox, che salutiamo, tu dicevi, ma non vi preoccupate, perché vedrete che si sgonfierà questo andar su del petrolio, e così infatti è stato. Stamane Davide Tabarelli, che aspettiamo qui in trasmissione, dice così sul prezzo del petrolio: in fondo poteva andare molto peggio, i mercati in fondo si capisce che non credono che Trump possa fare guerra a lungo, e quindi i mercati sono più, diciamo, tranquilli di come titola tutto il mainstream. E è così, quindi diciamo un po' che tutto quello che noi abbiamo detto martedì è stato raccolto nella voce autorevole di Tabarelli, il presidente di Nomism Energia, che ha detto vedrete, non sarà poi così alta questa speculazione di come ci si aspetta. E Nino, ti chiedo adesso cosa dovrebbe fare a questo punto il governo? L'abbiamo detto, mi hai risposto questa stessa domanda martedì scorso, ma te lo richiedo, visto che qui le cose comunque non vanno bene per le nostre tasche, e cosa dovrebbe fare la politica? Perché qui ci sono sempre i falchi in agguato, e mi riferisco ai tassi di interesse, no? Sai benissimo chi sono i falchi. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo aspettarci? Ma guarda, che cosa dobbiamo aspettarci? Io mi sto convincendo con il passare delle ore di una cosa che sembra estranea a questo ragionamento, ma il governo sul prezzo della benzina perde il referendum, che non sono elementi legali, sembrano due elementi estranei, però o il governo trova, o comunque, come dire, costruisce un percorso per combattere questo rialzo, questa speculazione, questo rialzo, dici tu, o altrimenti gli italiani poi la fanno scontare sul referendum. È questo che intendi dire, di no? Sì, cioè la gente, cioè chi si sente danneggiato da questo caro benzina, e penso appunto tutti quelli, soprattutto quelli che utilizzano il diesel, comunque i carburanti per lavorare, e se non vedono una prospettiva, una via d'uscita, poi ecco che i conti non tornano sul referendum. Quindi tu dici, prova a sintetizzare, fate presto, altrimenti sarà troppo tardi anche politicamente, no? È un po' questo il tuo messaggio. Ma farà presto? Il governo ce la farà a far presto? E questo non lo so, guarda, non ho la sfera di cristallo per darti questa risposta. Dico soltanto che o trovano rapidamente, ma non devono necessariamente trovarla, perché in 2 giorni magari è difficile, però, come dire, indicare un percorso per cui, dico, da qui a un mese, ecco, ci sarà dei provvedimenti che possano combattere questo caro energia, perché è chiaro che insomma il decreto bollette già era poco efficace e comunque andrà riscritto. Il discorso delle accise mobili è buono soltanto per fare titoli dei giornali, ma poi nella realtà fa ballare veramente pochi centesimi. E quindi dico, o trovano, ma ti ripeto, non ho idea di quale possa essere
comunque una soluzione rapida e incisiva. Allora, la verità fa male, caro Nino. Allora io dico ascoltate La verità di Nino Sunseri, grande giornalista economico. Nino, sono le 16:29, sai, quando ci sei tu non so perché il tempo corre di più. Forse la verità è la verità che incalza e ci fa male? Non lo so, è la tua compagnia che è la mia compagnia, che ci rende tutti felici. Di tutti coloro che ci ascoltano, le ascoltatrici e gli ascoltatori che ringraziamo sempre. E allora sono le 16:30, ma questo filo che abbiamo cominciato, diciamo un pochino così, a tirare con te, no? Perché qui il filo va tirato, non lo spezziamo. Nino, promettimi che torni per capire sempre di più e meglio, perché credo che ci saranno delle belle, il rumore sarà infinito, non tende a finire, come la vedi? Sì, insomma, sai, la guerra sembrava dovesse finire nel giro di qualche ora. Ora già sta diventando, stiamo già diventando settimane, se diventano mesi, allora la situazione comincia veramente a diventare complicata. Cominciamo a preoccuparci e soprattutto le tasche si svuotano. Allora io ti ringrazio come sempre, ti saluto e ti aspetto prestissimo. Grazie a Nino Sunseri. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. A presto. E andiamo un po' in pausa e poi andiamo in rumore, ma qui è tutto un rumore, state con noi, Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Rumore. Alessandra. Oggi puntata più di corsa del solito, corriamo perché tante sono le cose da dire e da argomentare. Nel rumore del momento ho scelto un pezzo dei Queen, I Want to Break Free, il desiderio di libertà e di spezzare le catene delle violenze e dei soprusi, quel grido che ha cominciato ad essere udito finalmente con Donna Vita Libertà. Cosa vuol dire Donna Vita Libertà? È lo slogan, ma molto di più di uno slogan, noi diciamo slogan per accorciare, per sintetizzare, ma è molto di più, ora lo capiamo meglio, che i protestanti in Iran hanno gridato e gridano con orgoglio da molto tempo e noi ne abbiamo sempre parlato, lo rivendico anche diciamo con un pochino di orgoglio perché ne abbiamo parlato quando nessuno, neanche il mainstream, ne parlava. Dalle montagne del Kurdistan alle piazze di Teheran, la storia di Donna Vita e Libertà, questo motto, questo grido di dolore fortissimo ha unito tutte le donne in un'unica lotta, le donne iraniane, contro l'oppressione, contro i soprusi. Dire soprusi è un eufemismo. Ben ritrovata lei, l'attivista Donna Vita e Libertà, è già stata con noi. Come stai? Buonasera. Buonasera carissima, eccoci qui.
Ben ritrovata, abbiamo avuto te, la tua voce bella, forte, squarciante, che ci ha detto tante cose tempo fa, quando appena era cominciata la guerra e anche prima. Sì. Cominciamo dalle ultime notizie, le vediamo insieme le ultime news, l'abbiamo detto poco fa con Nino Sulzeri. Il capo della sicurezza Lariani e il comandante Soleimani sono stati uccisi da Israele. Sembra, come dicevamo con Nino, un mostro a 7 teste, ne uccidi uno e ne spuntano altri 3, altri 4, altri 5, una piovra. Ecco, 2 capi erano questi qui, no? Sono stati uccisi, c'è una nota dell'esercito israeliano l'IDF che dice: con l'eliminazione di Soleimani si aggiunge in questa eliminazione alle decine, notate bene, di alti comandanti delle forze armate del regime terroristico iraniano. Ora io voglio vedere anche con te i numeri della guerra, che sono davvero raccapriccianti. Secondo una fonte a Rana, nessuno tocchi Caino, la guerra contro l'Iran, che sta infiammando tutto il Medio Oriente, ha causato finora, vedi se ti tornano questi numeri, so che tu segui in maniera molto forte tutto questo, circa 5.000 morti, tra cui 205 bambini, gli sfollati sono oltre 3 milioni, sono stati bombardati 98 quartieri, 36 scuole, 20 ospedali. Tu chi sei riuscita a sentire dei tuoi lì giù e cosa pensi di tutto questo? Sì, ci sono questi numeri, infatti questi giorni non sono riuscita a sentire tantissime persone perché, come sappiamo, la Repubblica Islamica continua, oltre a minacciare il popolo iraniano che non devono scendere per la strada, ha staccato l'internet e quindi siamo praticamente senza comunicazione con la gente in Iran. E alcuni che riescono a contattarci momentaneamente, trovano una connessione momentaneamente, ci raccontano poco, quindi quello che sappiamo è poco, non è tantissimo. Certo, è guerra profondamente spaventosa e nessuno la desidera davvero. Quindi a pagamento il prezzo più alto sono sempre i civili. Prego. Il prezzo lo pagano sempre i civili, quindi in questo momento c'è l'isolamento, non si riescono ad avere contatti perché si è isolati. Lei mi ha colpito, mi ha scioccato, penso un po' tutti, chi l'avrà ascoltata e letta, questa notizia. Hanno promulgato una legge in Afghanistan secondo la quale non è reato picchiare la propria moglie, a meno che il marito non le rompa le ossa. In quel caso può essere condannato a 15 giorni in carcere, cioè tu puoi picchiare tua moglie, basta che non le lasci le ferite aperte, no? Così dice il codice dei talebani in Afghanistan. Vorrei che tu ti esprimessi su questo. Va bene, i sistemi totalitari sappiamo che utilizzano sempre questo metodo, cercano di rendere le persone più passive, cercano di distruggere dignità umana, così possono a mano normalizzare ciò che non dovrebbe mai essere accettabile. Va bene, adesso questi governi tipo i talebani, tipo la Repubblica Islamica, la loro professione loro è più sulle donne. Io volevo solo chiedere una cosa degli italiani, dei miei amici italiani, perché qualche giorno fa, per esempio, in un contesto ho sentito giustificare la violenza di un uomo contro sua donna dicendo che è la sua cultura. Ah, ecco. Interessante. Questo è un errore molto grave, quella non è cultura. Non è un errore, è un orrore, diciamo che non si possono giustificare queste cose, perché nel momento in cui giustifichi sei connivente. La cultura è una cosa di alta, è di fatto umana, nobile di una società. Non dobbiamo mai giustificare queste cose, dobbiamo essere molto più sensibili quando sentiamo queste notizie. Direi dobbiamo essere netti, no? E in Iran che cosa succedeva? Io ho parlato di vita donna, vita e libertà, non a caso. I soprusi, le violenze che le donne hanno dovuto sopportare e sopportano ancora, oltre ovviamente tutte le barbare uccisioni. Raccontaci, tanto così, per rispolverare che cosa è l'Iran, che cosa è stato e che cosa continua a essere l'Iran in questo momento. Sì, proprio ieri è stato presentato alle Nazioni Unite un rapporto molto importante sull'Iran,
è stato presentato da Mai Fatol, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani della Repubblica Islamica. Durante la sessione del Consiglio dei diritti umani, questo rapporto descrive una situazione estremamente drammatica nel 2025 in Iran. Oltre 1500 persone sono state giustiziate, molte dopo processi rapidi, spesso con un'accusa legate alla sicurezza dello Stato utilizzata contro il regime. Ci sono tanti detenuti solo perché sono stati contro il governo, non c'è veramente un'accusa vera. La risposta delle autorità iraniane sempre è stata estremamente violenta, tortura, e abbiamo anche tanti casi di stupro da parte del governo, le donne detenute in Iran. Allora, le cifre... Prego. No, scusa, volevo dire, le cifre sono veramente scioccanti, le cifre sono veramente scioccanti, il rapporto è stato lungo, io ho ascoltato, invito le persone di trovare questo rapporto, a leggere che il numero delle vittime è altissimo. Ecco, mi ricollego a quello che tu stai dicendo, perché ora le iraniane e gli iraniani, ovviamente quelli contro il regime, perché sappiamo che c'è una parte che ancora è fan di questo regime, no? Degli ayatollah, ma la parte ovviamente che vuole staccarsi, questa parte che sta soffrendo così tanto, ci sta credendo davvero al regime change. Si accusa Trump di aver fatto questa guerra per colpa di Netanyahu, no? Tu sai molto bene, segui tutto. Detto Netanyahu giorni fa, l'obiettivo è dare a popolazione iraniana la possibilità di rovesciare il regime. Tu ci credi a questo regime change? Cioè ci potrebbe essere la forza di rovesciare questo regime a questo punto? E chi dovrebbe aiutare a fare questo? Chi dovrebbe dare il colpo finale? Sì, certamente il colpo finale dovrebbe essere da parte del popolo iraniano. Io voglio dire quello che ho sentito tra queste poche connessioni che ho avuto con l'Iran, con i miei cari, con i miei amici, la famiglia. Per loro dicono che la guerra è spaventosa, ma la cosa più sconvolgente è un'altra. Quando loro riescono a parlare, il loro timore più grande non è la guerra, è che la guerra finisca senza un cambiamento reale. E qua dobbiamo capire in quale situazione ci siamo, perché mentre parliamo del nostro odio per guerra, dobbiamo chiederci come si arriva a questo punto che gli iraniani hanno più paura di vivere sotto il regime islamico che vivere sotto i bombardamenti. Esattamente, l'abbiamo detto anche martedì scorso, più che delle bombe hanno paura di vivere sotto il regime islamico. Questo condensa tutto, sintetizza tutto, dice tutto. Un attivista ieri dice: sotto le bombe muoiono anche i prigionieri politici, oltre ovviamente alla popolazione. Lei si chiama Anaita, aiutami, Dolatabadi, e racconta la repressione e la guerra in Iran. E dice: difficilissimo, come tu ci hai detto, sapere qualcosa, perché i militari controllano tutto, controllano le chiamate, e il regime ha saldato le porte delle carceri. In questo modo anche nei bombardamenti restano in trappola gli arrestati, anche quelli delle proteste. E qui la situazione è davvero complessa, come dicevamo prima con Nino Sunseri, è un regime a sé teste questo, cioè qui è veramente una piovra con tanti tentacoli. E come si fa? Sì, nelle carceri molti detenuti sono senza accesso adeguato a cibo, acqua calda, e negli ultimi giorni lo sappiamo che sono anche senza elettricità. È una situazione umanitaria estremamente grave, di cui dobbiamo parlare ancora. Io vedo che non si parla tanto nei media italiani.
in italiano perché seguo io, sicuramente anche in altri. Ecco, ti faccio una domanda che può sembrare scomoda, tu sei libera di rispondere o no, so che non vuoi metterti in queste beghe politiche ed è giusto così. Sì. Voglio chiederti questo, diretta. Gli iraniani avrebbero avuto la forza di ribellarsi, gli iraniani, se gli USA e Israele non fossero intervenuti? Secondo me no, perché il regime armato e il popolo iraniani in questi anni tante volte sono scese per la strada per gridare la libertà e la loro risposta è stata sempre violenza. Solo in gennaio 2026, in 2 giorni, secondo il regime islamico, secondo i numeri loro, più di 3.000 persone sono stati uccisi. E secondo altre fonti siamo arrivati anche, finora sono confermati più di 7.000. E tanti altri che sono detenuti, tanti altri che sono scomparsi e le loro famiglie ancora da gennaio ancora non sanno i loro cari sono vivi o no. Chiarissimo, certo, ma come dici tu, giustamente, come non solo dici tu, dicono in molti, diciamo tutti, ora c'è bisogno di una svolta, altrimenti se non c'è questo regime change, se non si attua praticamente al di là delle manifestazioni, sai, perché le manifestazioni servono per sensibilizzare anche qui da noi la coscienza civile, ma se poi non si attua questo cambio di regime, siamo di nuovo, no? Siamo di nuovo all'origine della violenza, all'origine di tutto. Esatto, questo è il timore più grande, che hanno tutti. Ma anche dobbiamo sapere che la guerra non è arrivato così senza motivo. Dobbiamo sapere che questa guerra non sarebbe dovuta accadere, ma è anche il risultato di anni dell'errore anche della comunità internazionale nei confronti della Repubblica Islamica, anche in particolare l'atteggiamento di appeasement che ha rafforzato dinamiche pericolose di questo governo. Chiarissimo Lela, sono le 16:46, purtroppo non posso metterti in connessione e a 3 con il professor Petricone, lo faremo analista politico, lo faremo la prossima volta perché credo che ci risentiremo, ci rivedremo, speriamo ovviamente che tutto si accorci, che tutto riesca ad essere più veloce, più breve, che possa esserci un epilogo favorevole, ma credo che ancora dovremo parlarne per un po', purtroppo. Ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, ti abbracciamo e ci risentiamo presto quando vorrai. Ringrazio anch'io. Arrivederci. Grazie, a presto. Aspettiamo il professor Petricone per una chiosa finale sulle ultime notizie della guerra in Iran. La linea, Alessandra. E eccoci di nuovo, ritroviamo con grande piacere il professor Petricone, docente LUMSA e analista politico. Ben ritrovato professor Petricone. Buongiorno, buon pomeriggio, ben trovati. Ben ritrovato. E allora l'Iran, gli iraniani non avrebbero avuto la forza di opporsi e fare la rivoluzione, ce l'ha detto lei, la attivista del movimento Donna, Vita, Libertà, poco fa, non so se ha avuto modo di ascoltare, la prossima volta spero di poter fare un dialogo insieme a lei, con lei, con altre attiviste che ospiteremo,
e soprattutto, diceva lei, anche, non soprattutto, anche, correttamente lo ridico, ci sono stati anche degli errori della comunità internazionale silente di fronte a tutto questo flagello. È chiaro, ora gli USA e Israele hanno fatto quel che hanno fatto, no? Ci sono molti detrattori, c'è molta polemica, la guerra si sta prolungando oltre il tempo che Trump aveva in mente, non è più una guerra lampo, però intanto una scossa al regime c'è stato. Le ultime notizie sono queste: Israele ha annunciato l'uccisione del capo della sicurezza Lariani e Soleimani, lo avrà visto. A che punto siamo, professore? Beh, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, perché le aspettative erano molto diverse e io mi permetto di, usare un altro termine: soprattutto è mancata la comunità internazionale, perché le aspettative erano, ripeto, da parte della popolazione quella di una liberazione da questa dittatura. Sembrava che così potesse accadere, e invece il supporto di Trump non c'è stato in questo senso, ma è stato soltanto in un senso, come dire, economico, sempre in linea con quello che è il suo principio che segue ormai da oltre 2 anni, cioè l'America prima di tutto, America First, è quello che lui ha sempre affermato nel corso della sua campagna elettorale. Allora, c'è un pezzo che riporta qui uno dei maggiori giornali. L'Iran si dice così: qual è l'ipotesi del modello Mar Nero per sbloccare Hormuz? Abbiamo parlato in anticipo di trasmissione del nodo di Hormuz, questo corridoio così piccolo, lo ripeto, che a invasarlo basta un motoscafo o una barchicella, no? Non servono droni, missili e quant'altro, che però rifornisce quasi tutto il globo ed è fondamentale per tutti e per noi. Ci crede a questa ipotesi? Potrebbe essere praticabile? Ha letto questa notizia? Perché qui si tratta di uscire dal tunnel, insomma, professore. Sì, la condivido. È vero che quello stretto è talmente, appunto, con una distanza da costa a costa molto limitata, che possono passare soltanto 2 navi una a fianco all'altra, quindi immaginiamo quanto questo possa essere difficoltoso, e potrebbe essere una soluzione che però non deve avvantaggiare il paese aggressore dell'Ucraina, nel senso che a suo tempo, quando per esempio ha ricordato anche la Callas, l'altro rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, si decise nel 22 questo corridoio nel Mar Nero per il passaggio di grano, era per favorire le popolazioni africane che altrimenti sarebbero morte di fame. In quel caso però c'era un paese aggressore che era responsabile di questo bombardamento delle riserve di frumento, di grano e quant'altro. Qui invece ci troviamo in una situazione un po' diversa. Ovviamente l'Unione Europea ha deciso di non estendere dal Mar Rosso, dal sud del Mar Rosso anche al Golfo Persico questa operazione Scudia Asperes, estendendo il campo di azione, e soprattutto non possiamo coinvolgere la NATO perché non c'è un paese, in questo caso aggredito. Gli Stati Uniti, che fanno parte della NATO, non sono un paese aggredito e non possono invocare l'articolo 5. E questo è un punto fondamentale. E poi c'è una domanda, professor Petricone, che aleggia: che fare? E questa domanda viene da Pechino, perché c'è un dilemma, no? Che è quello di Xi Jinping, cioè aiutare Donald Trump con le navi o rischiare la rottura. E qui c'è anche il sogno della Cina, del dragone, no? Il sogno di fare dello yuan, l'abbiamo parlato anche con lei tempo fa, se non ricordo male, una moneta mondiale. Converrebbe alla Cina esporsi? Quali sono gli scenari che possiamo immaginare? Beh, guardi, io credo che se la Cina decidesse di appoggiare e sostenere la richiesta di Trump, veramente si troverebbe in una posizione non privilegiata ma super privilegiata. Siamo in un contesto in cui Israele ha un presidente che è un presunto criminale di guerra per crimini internazionali secondo la Corte Penale Internazionale, come il presidente del paese aggressore dell'Ucraina. La Cina non è mai intervenuta in 4 anni in questo scenario in maniera aperta. Se la Cina dovesse mandare effettivamente queste navi, già non c'è più bisogno della BRICS, cioè di quella organizzazione che era nata per fronteggiare il G7,
a tempo fa, diciamo una ventina, 15 anni fa, in questo momento la Cina si troverebbe, come dire, con una posizione privilegiata, con un'autostrada diplomatica straordinaria. Personalmente non escludo che questo accada nelle forme che possiamo dire la Cina sempre immagina, no? Cioè con un basso profilo, con la giustificazione di interventi umanitari, anche se poi interessi commerciali. Anche perché l'interesse economico della Cina, non dimentichiamo, è quello di portare a casa un petrolio ad un prezzo vantaggiosissimo, essendo l'Iran l'esportatore nella Cina per l'89%. Mi viene da dire, professore, mentre lei parla, una riflessione. Dopo che l'Europa ha detto no a Trump, no? Si è rifiutata di sostenerlo nello stretto di Hormuz, e qui tra i vari litiganti alla fine può godere la Cina, no? Mi viene da dire, perché certo. nella Cina questa antagonista che poi può diventare, si può capovolgere ancora, cioè ancora questo disordine mondiale che può ritornare in un ordine diverso, inaspettato. Assolutamente. La Cina potrebbe diventare la migliore amica di Donald Trump, e poi per l'Europa però sarebbe ancora peggio. Beh no, in realtà no, perché in questo momento l'Unione Europea continua a mantenere rapporti con la Cina, continua a coltivare relazioni commerciali e a tenere un canale aperto che la stessa Cina è interessata ad avere. Al contrario appunto di quanto è successo con Putin, che ha aggredito l'Ucraina e che si è chiuso tutti i canali di dialogo con l'Unione Europea. Cioè in questo momento il partner, come dire, antagonista in questo confronto che è diventato sempre più militare e meno commerciale per l'Occidente è proprio la Cina. E la Cina io credo che in questo momento ne sia consapevole, cioè lo stia capendo. Cioè c'è una situazione in cui la Cina può mettere da parte ogni, come dire, velleità di chi cerchi in qualche modo di ostruirne il percorso di primazia, però mantenendo ottimi, eccellenti rapporti sia con l'Unione Europea e auspicabilmente anche con gli Stati Uniti. E poi c'è sempre Hormuz, chiudiamo così come abbiamo aperto, e tutte le trappole che Hormuz può, cioè che contiene lo stesso Hormuz, perché qui si tratta ovviamente di tenerlo aperto questo corridoio, questo stretto, l'abbiamo spiegato ampiamente perché, ma è anche rischioso un blitz, così come titola oggi il Corriere, un articolo molto articolato, per colpire il programma atomico, cioè qui ci sono anche tutti gli stati arabi intorno e il pericolo dei rapporti con gli stati arabi, e qui davvero diventa una polveriera. Certo, no, ma basta guardare la cartina geografica, no? Ad esempio alla luce, diciamo, della cronaca internazionale è emersa questa difficoltà economica di Dubai. Confrontiamo il territorio di cui è capitale Dubai e il territorio dell'Iran. L'Iran è il 18° paese per estensione al mondo ed è praticamente l'anello di congiunzione tra l'Oriente, perché confina ad est con il Pakistan, e diciamo l'Occidente, perché è vicino ovviamente a tutto il Medio Oriente e quindi ad un passo dall'Europa. In questo momento creare questa situazione di crisi anche dal punto di vista, come dire, militare ulteriore in quell'area sarebbe deflagrante, perché l'abbiamo detto anche l'altra volta, l'Iran si è portata militarmente ad occupare questi territori bombardandoli per alzare il livello della tensione, cioè per chiamare la comunità internazionale, come dire, ad una reazione per dire alte, fermi tutti, non possiamo avere un'escalation, e in questo momento in cui il presidente Trump sta intervenendo in diretta credo che possa questa essere una soluzione. E allora 16:58, ero già un po' in ritardo prima, oggi chiudiamo 2 minuti prima. Molto chiaro, molto giusto, ma soprattutto siamo tutti un po' preoccupati per questa situazione. C'è un sondaggio di Alessandra Ghisleri oggi, ma insomma basta fare un piccolo sondaggio, no? In una cena, in una tavolata, per strada. C'è molta paura che questo conflitto si possa allargare, e tanta paura per le nostre tasche. A questa paura come dobbiamo reagire? Una battuta strettissima. Guardi, lo ha detto lei adesso, c'è un'attenzione che non avremmo mai immaginato. Alla paura si reagisce, come dire, fronteggiandola in maniera fredda, con polsi fermi, trovando soluzioni che siano, come sono d'accordo con i vertici dell'Unione Europea, diplomatiche e non militari.
Bene, grazie professor Petricone e ci sentiamo presto perché qui il rumore incombe ed sta diventando sempre più clamoroso, sempre più forte. Grazie a voi. Grazie ancora, presto. E vi saluto e vi ringrazio e ci vedremo, ci sentiremo se vorrete sempre martedì prossimo ore 16, Pop Economia Rumore. A martedì. Avete ascoltato Pop Economia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Benvenuti alla MotoGP. Il 19 marzo accendi i motori. Ho bisogno che tu venga a vedere un pilota. Vorrei che lo allenassi tu. Non sei mio padre, io non sono tuo figlio. Claudio Santamaria. Usala bene la rabbia, è il tuo motore. Oscar Casas e Ana Mena. Voglio vedere quello che sai fare. Idoli, fino all'ultima corsa. Non avrò mai un'altra opportunità così. Dal 19 marzo al cinema. In concorso al Bifest. Si è messo a fare l'autista di August. Non faccio l'autista di Augusto. Mi sono vincito la lotteria, Che fai? Lavoro con lui. Malik Cissé e Giulio Beranek in Cattiva strada, un film di Davide Angiuni, dal 26 marzo al cinema. A marzo. Il sole sta morendo. Sono solo un insegnante. Ha un dottorato in biologia molecolare. Se non interveniamo, ogni cosa qui si estinguerà. Credi nell'impossibile. Ho incontrato un alieno. Ryan Gosling. Anche il suo pianeta sta morendo. L'ultima missione, Project Hail Mary. Ci sono infinite possibilità che vada tutto storto. Dal 19 marzo al cinema. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa. Una testa senza mondo. Un mondo in testa. Jean-Pierre? Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita? Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore. Svegliati una buona donna e smettila di sognare. Sai cosa ti dico? Fai schifo sempre da mattina alla sera, fai schifo sempre quando scendi le scale, fai schifo sempre quando leggi o giornale, fai schifo sempre, fai schifo sempre. Così Un fiore profumato, così una rosa. Male che non te ne vai. Fai schifo Trascorrerei la mia vita a scriverti poesie, a parlarti d'amore. Come ricompensa mi basta un tuo sguardo, un tuo sorriso. a quelle fai schifo sempre.
fai schifo sempre. La bocca più dolce, una ciliegia. Male che non muore mai. Quando ti vedo, tendono quando te vedo, provo stomaco e sai Ma come? Io ti dico delle frasi meravigliose. Io sto morendo d'amore per te e tu mi tratti così. Ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra, credi di essere? Ma sai che ti dico? Tu fai schifo sempre, la mattina alla sera, tu fai schifo anche di notte. Un fiore, una rosa, ma sta cosa brutta, sta cosa curiosa, ma è arrivato Sofia Lorenzo, un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia, ma che ciliegia? Non si manca una mera frase. Lei si illudeva di essere un fiore e io poi veramente ti dicevo che era un fiore. Ma quale fiore? Quale rosa? Una rosa? Ma chi ti conosce? Chi ti sa? Vabbè te. Questa non l'ha scritta il Da Vinci, inteso no come Leonardo ma come Sal. Questa l'ha scritta i Pandemonium. Facciamo omaggio alla nobile lingua partenopea. I Pandemonium, tu fai schifo sempre. Che non mi pare però, carissimo Max, Max del Papa naturalmente, primo grazie per essere gratis sempre. Con noi. Gratis et amore nostro, nostrum, come si dice, amore nostro, sì, è un ablativo latino, quindi amore nostro. Gratis et amore nostro, sei con noi anche questo giovedì. Perciò, eccoci qua. Perciò mente, grazie. In primo luogo. Secondo, non mi pare però che chi sta la colonna sonora migliore per introdurre il tuo Pandemonium Tour, che sta una cosa seria, non una cazzata così. Questa è una cazzata, mentre il tuo tour è una cosa seria. Lo voglio dire. Sì, è per me è una cosa seria. Poi bisogna vedere. Però si può introdurre una cosa seria con una gran cazzata. Ma per me questa è una canzone che mi allarga il cuore. Altro che. Perché? Perché? Perché è bella, perché è poetica, perché mi ricorda i miei Sanremo 79. Sanremo 79. Stavamo 14 anni ancora. Certe volte, 15 anni. Certe volte, Max, mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita? Io, una persona così insignificante vicino a te, che sembri una stella. Che sei una stella, perché tu sei bella, sei fragile, sei un fiore. Sono bella. Scelta te guagliò, tu fai schifo sempre, capito? Poi però abbiamo il patriarca che si reincazza alla fine, gli dice alla donna: ma vai a fare in culo tu, fai schifo tu. Quello che è giusto è giusto. Dici? Insomma, non è che si può sempre ma soprattutto tira oggi, tira domani, ma soprattutto tira oggi. Ma soprattutto ma anche a me è capitato, Ma io voglio dire, io mi faccio schifo da solo, come diceva lo zio Frank, quindi. Dio Cristo, no, dico anche a me mi è capitato, porta pazienza oggi, porta pazienza domani, porta pazienza dopodomani, poi un bel giorno, sai che c'è? Che succede? Sparisci tu o sparisco io? Ascolta, però tu sei uno strunzo milanese, perché te sei stato a prendere a male a Da Vinci, che mi chiede, c'è un cognome. Non si può dire che. E ce l'hai con la Selvaggia, ma che ti hanno fatto questi due? No, insomma. Mannaggia, che ti hanno fatto? Dillo tu, con la Selvaggia ce l'ho, nel senso che ce l'ho con Travaglio. Sì, ma ti sei tirato fuori il partito azienda. Il partito azienda riferito a Travaglio mi è piaciuto assai. Naturalmente stiamo parlando di un pezzo che Max ha scritto sul suo Substack. Che cos'è Substack? È un posto dove si scrive. Lo trovate, il link, come si suol dire, a parte che è facile trovarlo comunque, sulla pagina Facebook di Radio Libertà, il nostro post che introduce la conversazione di oggi, peraltro scomodando uno importante, perché abbiamo una citazione oggi di quelle notevoli. La vuoi sentire? La vuoi sentire?
Sentiamo tutto. Allora, la citazione di oggi che introduce alla nostra mirabile e invidiabile conversazione è codesta. 2 punti, virgolette. Si purificano insozzandosi con altro sangue, come se uno, cacciatosi nella melma, si detergesse con la melma. Se qualcuno lo vedesse far questo lo riterrebbe folle. E rivolgono preghiere a queste statue, come se uno si mettesse a conversare con le mura delle case, non sapendo chi sono gli dei né gli eroi. Questo qua ci aveva visto mica male, eh? Stiamo parlando dell'oscuro, l'oscuro per eccellenza, che però era molto chiaro, secondo me, più che oscuro. Cioè Eraclito, niente po' di meno. Ma sai, questa qui è un'ora di cultura, è un'ora di cultura questa, eh. Faccio passare un'ora di cultura. Non si inventa niente, cioè l'uomo è sempre quello.